Ed eccoci nello spazio in collaborazione con lo CGIL del Veneto, ma abbiamo il piacere di avere con noi, anzi essere collegati qui con noi, non è la prima volta, il segretario del SILP, Sindacato di Polizia della CGIL del Veneto, Fabio Malaspina. Ben arrivato qui con noi, ben ritrovato. Buongiorno, buonasera. Allora, buonasera anche a lei. La sua presenza è particolarmente significativa e anche importante proprio per la credibilità che naturalmente la Polizia di Stato ha nel dare certe informazioni, certi suggerimenti, certi consigli. Stiamo parlando di truffe, di raggiri, di vari reati peraltro che vengono commessi con estrema frequenza, con un'incidenza anche molto importante, soprattutto nei confronti delle persone più anziane, e quindi ci sono delle raccomandazioni che voi che lavorate nel settore vi sentite di dare, e io auspico che molte persone che ci ascoltino se ne facciano portavoce o ne facciano anche tesoro, perché più autorevole, più diretta è la fonte da cui vengono certe informazioni, più importante è, più significativa. Allora, parliamo di truffe soprattutto, ma in realtà di tanti reati, vittime gli anziani. Che cosa ne emerge dai dati che avete a vostra disposizione? Ma guardi, come dicevamo anche la volta scorsa, intendo un annetto fa, se ricordo bene, non c'è dubbio che le truffe, e particolarmente nei confronti delle persone anziane più avanti negli anni, siano sicuramente un reato odioso e purtroppo però sempre ai vertici, diciamo così, della tipologia di reati che si riscontrano. Se lo scorso anno avevamo ragionato su dati ufficiali, quindi io altro non faccio, diciamo, che farmi tramite attraverso il sindacato che rappresento di una collaborazione con lo CGIL, ma i dati sono quelli che periodicamente il Ministero dell'Interno, con valenza quindi nazionale, dopodiché eventualmente ripartita nel territorio, fornisce agli organi di stampa e quindi alla cittadinanza. Quindi sono dati aggregati e che hanno una loro sicura attendibilità. Questi sono dati che noi vediamo peraltro anche in questa slide che abbiamo messo in onda adesso, relativi al 2021, e vediamo che ci sono degli aumenti in percentuale. Certo, ci sono degli aumenti percentuali, poi è chiaro che il dato preoccupante viene esaltato, quello che magari va in diminuzione non viene particolarmente riportato, però non c'è alcun dubbio che anche nel periodo della pandemia, quindi del 2020, 2021 e anche questi primi mesi del 2022, le truffe nei confronti degli anziani sono sicuramente rimangono sempre costantemente ai vertici della delittuosità. Tenga presente un dato significativo, che i reati comunque in Italia, quelli denunciati, quelli poi comunicati all'autorità giudiziaria, negli ultimi 10 anni sono in costante diminuzione, che se ne dica e che ne dica talvolta anche la politica. I dati sono costantemente in diminuzione, tant'è che nel 2020, però allora il 2020 è comprensibile per tutti perché il lockdown ci ha tenuti praticamente segregati in casa, abbiamo avuto il picco più basso in assoluto con 1.900.000 reati in tutta Italia. Nonostante questa diminuzione, però, e anche le truffe sono diminuite, però sono quelle diminuite di meno. In buona sostanza la truffa è una tipologia di reato che ha sempre un grande successo, una grande attitudine, molti vi si applicano. Io lo interrompo solo un secondo, segretario, solo un secondo, perché il dato che abbiamo letto tutti, di cui ne abbiamo anche parlato, diminuzione dei reati, le varie questure hanno ufficializzato questo, le prefetture eccetera, però purtroppo a noi risulta che tante persone, soprattutto gli anziani, hanno difficoltà ad andare a denunciare anche reati di una certa portata, perché un po' si vergognano, un po' sono un po' sfiduciati. Io so anche di furti peraltro che non sono stati denunciati, tanto non serve a niente perché tanto le cose non me le trovano e le vivono così. E tante volte dico, sì, se le persone proseguono in questo ragionamento che già esiste in alcune parti del nostro paese e si diffonde, si dilaga macchia d'olio, ovvio che voi che raccogliete gli esiti di denunce ne registrate di meno, ma bisogna anche stimolare le persone a dire denunciate, qualcosa serve, provi a spiegarlo lei. Assolutamente sì, anzi è importantissimo denunciare, e quindi allora, dobbiamo sicuramente tener conto che molte persone anziane, soprattutto quelle magari che vivono anche in realtà isolate o isolati rispetto a un contesto familiare o di amico o di vicinato, aumenta in loro la difficoltà di
dichiararsi, di confidare ciò che è avvenuto per un aumento di quello che può essere il senso di vergogna, di inadeguatezza. Ecco per cui familiari, vicini o comunque chi ha dei contatti sociali con queste persone deve sempre raccomandarsi, sempre invitarli, qualunque cosa succeda, non ti devi vergognare, non ti devi preoccupare, non devi nemmeno pensare che non serva a nulla denunciare, anzi il contrario, denunciare va fatto a prescindere che il singolo caso, quindi quello che interessa a quella persona, poi un domani possa avere un qualche tipo di esito favorevole. Ma è importantissimo informare, quindi tramite una denuncia, le autorità di polizia, che può essere la questura nei capoluoghi di regione, i commissariati, laddove ci sono le stazioni carabinieri più sparse nel territorio, presentarsi, fare la denuncia, cercare di essere i più dettagliati possibili rispetto a ciò che è avvenuto, alle persone che si sono incontrate, al tipo di racconto che hanno effettuato, perché questo consente la raccolta dei dati e lo studio con sistemi statistici ormai ampiamente in uso da più di 10 anni, anche con sistemi di georeferenziazione, per cui vengono mappati sul territorio comunale piuttosto che provinciale la tipologia di reati che con degli indici anche colorati, voglio dire, aiutano poi a indirizzare l'attività di prevenzione e di contrasto da parte delle forze di polizia. Ovviamente anche nelle migliori condizioni possibili non ci sarà mai un carabiniere o un poliziotto per ogni cittadino che ne ha bisogno, questo è ovviamente i numeri che lo dicono, però la presenza sul territorio, ma poi anche il grande utilizzo, il grande dispiegamento della tecnologia, le videocamere, le videosorveglianze sono aumentate sul territorio in maniera esponenziale. Questo consente molto spesso in tempi successivi, purché si sia raccolta la denuncia e la più tempestiva possibile, di andare a recuperare le videoregistrazioni delle telecamere comunali o spesso anche di aziende che magari a fini di tutela propria però riprendono le immagini della strada con cui magari confinano dove accedono. Questo poi consente da remoto, come dire, un'attività investigativa diversa da quella di una volta, non che quella sia scomparsa, ma certamente è aumentata molto quella l'indagine a tavolino riguardando immagini, video, fotografie, isolando targhe piuttosto che riconoscimenti dell'abbigliamento. Spesso le scarpe tradiscono i truffatori come i ladri, come altre persone. E quindi denunciare è assolutamente sempre necessario, sempre conveniente, ripeto, anche se non si avrà magari nessun riscontro, nessun ritorno positivo per la propria denuncia. Magari se uno è stato derubato di denaro o di gioielli, non è detto, denaro è comprensibile, sia difficile riattribuirlo alla proprietà, ma magari i gioielli talvolta capita, spesso gli uffici anche attraverso i mezzi di comunicazione, le TV locali, i giornali locali, danno conto di avvenuti recuperi e quindi qualcuno può presentarsi per eventualmente verificare se i propri beni sono tra quelli recuperati. È chiaro che se non si è fatta la denuncia non si può nemmeno poi pensare di potersi vedere restituita un orologio, una catenina, un anello, se non si era fatta la denuncia. A questo riguardo aggiungo, l'abbiamo già detto ma va sempre bene ripeterlo, le cose di un certo valore, sia affettivo che economico, è bene fotografarle, averne una memoria fotografica da utilizzare, speriamo mai, ma da utilizzare per mostrarla in copia all'ufficio di polizia in modo tale che si possa avere anche un riscontro immediato di qual era il bene e eventualmente anche poi per favorirne la riconsegna nel momento in cui ne venisse ritrovato. Grazie, perfetto. Quindi questa era una parentesi doverosa da fare proprio per sollecitare le persone ad essere attivi e anche utili socialmente oltre che per se stessi. Riprendiamo il punto di partenza, sostanzialmente aumentano quindi le truffe, abbiamo più 27% phishing, smishing, wishing, oltre 18.000 i furti di credenziali per accesso ai sistemi di home banking, ai numeri di carte di credito, 781 le persone indagate. Questa è la prima slide che colpisce in modo importante, insomma, più 300% hackeraggio, più 30% reati finanziari online in Veneto. Esattamente. È preoccupante questo dato. Assolutamente sì, perché se il contesto generale, quello che abbiamo detto, si abbiamo detto che comunque anche le truffe hanno subito una comprensibile riduzione globale, però all'interno di queste riduzioni in realtà quelle
legate al mondo internet, al mondo dei social, sono letteralmente esplosi. Anche questo è comprensibile: minore possibilità di circolazione fisica, quindi più difficoltà a entrare in contatto con le persone, magari presentandosi come finto avvocato, finto vigile del fuoco, finto qualunque attività, sulla quale abbiamo tante volte detto e se può certamente parlare anche oggi. Ecco, anzi, parentesi, a questo riguardo ancora più vergognoso il comportamento di taluni che si presentano o si sono presentati e si presentano mettendolo in relazione all'essere tecnici del gas per controllare la bolletta o comunque il contatore visto gli aumenti vertiginosi del gas, finti tecnici dell'energia elettrica, così come ora sono diminuiti, ma l'anno scorso erano numerosi i casi di finti infermieri, finti addetti impiegati dell'ASL che dovevano verificare o fare il tampone piuttosto che il controllo anti-Covid, tutta una serie insomma di scuse accampate per abbassare le difese della persona anziana, farsi aprire la porta di casa, in questo caso era fondamentale, e poi una volta entrati giocarsela con le capacità di reazione e di attenzione della persona o meno. Tornando alla parte social e informatica, c'è stato un fortissimo aumento, e lei ha citato quei termini che io ritengo abbastanza brutti, di phishing e smishing, perché credo che chiunque di noi abbia difficoltà a tradurli con immediatezza, a maggior ragione credo una persona con un'età anche più avanzata e con una minor frequentazione e abitualità magari con i termini. Ma infatti, bravissimo, io interrompo questo. Abbiamo proprio la prima slide, truffe online, il phishing. Allora, truffe online vuol dire quelle che attraverso il computer, le mail, eccetera. Certo. La parola phishing, cioè il pescaggio. Vediamo questo dell'INPS, per esempio, che abbiamo un esempio che ci avete riportato. Ce lo spieghi pure, eccolo qua. Niente, arrivano delle mail, quindi sulla propria posta elettronica arrivano delle mail in cui, con una terminologia che se non ci si spaventa, sorprende o ci si compiace a seconda di quello che ci viene comunicato, tipo ti è stato accordato un finanziamento o un contributo, gli arretrati, allora uno magari abbassa la soglia di attenzione. Se si vanno a leggere con attenzione, certo, bisogna avere una certa dimestichezza e comunque una certa tranquillità nell'approccio, perché ricordiamoci che arrivino via mail, via vocale o via SMS, solo una nostra attività negativa, ora lo diremo, può mettere in funzione il meccanismo truffaldino. Se noi ci fermiamo un attimo, lo leggiamo con attenzione, vediamo da dove arriva, se ci sono le indicazioni della IT per l'Italia piuttosto che COM, se sono imprese commerciali, si può già intendere che ci sia qualcosa che non va. Poi, fondamentale, qualunque dubbio, mai andare a cliccare su quello che è l'indirizzo a cui la mail ci invita ad andare a collegarci. Quelli riportati nella slide sono di varia natura, quindi adesso indicarli nel dettaglio, come dire, diventa anche forse No, la cosa allarmante che magari può indurre in attenzione anche i nostri telespettatori è questo, che ti dicono ti devono essere accreditati 713 euro, x euro, sempre una cosa che una letta, però non si riesce a fare questo passaggio, questo bonifico, perché il numero non è corretto, a favore di il numero non è corretto. La persona dice, caspita, magari è vero, anzi hanno sbagliato il numero, aspetta che gli do quello corretto, ai noi, e succede. Assolutamente no, mai da qualunque tipo di presunto mittente arrivi quella comunicazione, perché di solito sono banche, vanno fortissime quelle che apparentemente provengono dall'INPS e invece sono da ritenersi tutte non autentiche. È chiaro che poi uno deve riflettere anche se ha in corso un certo tipo di interlocuzione via mail o via telefono con alcune di queste organizzazioni. Certamente le banche, a cui magari abbiamo un conto, magari anche un conto online, le banche ciclicamente, vorrei dire tutte le settimane, informano i propri clienti che loro non effettuano mai comunicazioni con richieste di dati sensibili o di codici piuttosto che di
altri link che ti portano su piattaforme che poi in realtà non corrispondono a quella ufficiale. Chiaro che tutta questa attenzione che si accompagna dall'altra parte a una grandissima comodità nell'utilizzo e nella funzionalità di questi mezzi vanno contemperati e calibrati anche sulla possibilità della persona di avere una soglia di attenzione particolare, e questo purtroppo non avviene per molti anziani, ma ci sono tipologie di truffe che coinvolgono online o telefoniche o quant'altro, che coinvolgono anche persone normali. Sì, perché bisogna stare attenti. Ecco, lei ad esempio parlava di attraverso gli SMS, no? Altro sistema che viene utilizzato e si chiama smishing. Esatto. Allora, il nome, ok, però altrettanto orribile, direi io, ma per carità usiamola pure. Ecco, anche in questo caso attraverso un SMS si viene contattati, quindi di fatto ci arriva sul telefonino, sullo smartphone, arriva questo messaggio proveniente come sempre da organismi, aziende, ma di solito sono istituti bancari piuttosto che previdenziali, a volte può anche essere qualche ente gestore di utenze che ti comunica di doverti effettuare un rimborso rispetto a una spesa del gas o della luce particolarmente elevata a causa di una errata fatturazione, per cui ti invitano a fornire dei dati per poterti agevolare e poterti effettuare il bonifico. Ma voglio dire, a parte che ci auguriamo tutti che aumenti sempre di più la domiciliazione bancaria delle utenze, e nel qual caso, se qualcosa va restituito esattamente sullo stesso conto corrente dal quale viene dato permanente di pagamento. Qualora la persona non avesse l'accredito automatico del pagamento delle utenze, c'è da chiedersi perché mi devono mandare un SMS piuttosto che una telefonata. Qualora fosse, l'importante è fermarsi, farlo vedere magari a qualcuno di famiglia che può avere un'esperienza, più malizia, fermo restando che anche il figlio diciottenne può cadere nell'inganno, e poi valutare. Tanto, se comunque qualcosa mi deve essere dato, non potrà certo decadere se la risposta la dovessi dare anziché immediatamente, come loro tendono a richiedere, dovessi dare domani o anche tra alcuni giorni. Se ho diritto a un rimborso, questo rimborso mi va restituito sicuramente anche qui a 30-60 giorni. Certo, le interrompo, un'altra cosa importante, proprio vedendo la truffa via SMS, lo smishing, ci sono degli esempi che avete riportato molto interessanti, è che comunque sempre si chiede di digitare un link o entrare in un sito, perché qua lo si vede nei vari esempi che ci sono. Cioè l'ultimo, per esempio, che dice: gentile cliente, a breve la sua app verrà disabilitata per mancato aggiornamento, cosa che succede, perché è vero, anche lo sappiamo che purtroppo scadono con grande genialità, aggiorna la seguente link. E tra l'altro è un link, vediamo l'ultima proprio casellina indicata, non bisogna praticamente premere mai niente, cioè non bisogna andare in nessun link, questo è un po' il messaggio, giusto? Assolutamente mai, i link sono sempre spesso in colore diverso, sottolineati e quant'altro, visto che loro ce lo forniscono, peraltro lo fornirebbe anche un'azienda seria, in maniera evidenziata e particolare, ecco, allora non andiamo assolutamente a cliccare, a connetterci con quell'indirizzo, perché il semplice prendere contatto, diciamo così, potrebbe, non è sempre, questo non avviene sempre, potrebbe anche mettere nelle condizioni di andare a scaricare dei dispositivi che poi si installano nel computer, nel telefono, oppure di entrare in relazione anche in tempi successivi e poter effettivamente a quel punto operare un prelievo di denaro, piuttosto che andare a compromettere la funzionalità del telefono. Sì, assolutamente. Allora, ecco l'altra cosa, abbiamo un'altra slide di supporto, casi esempi, anziani truffati con il trucco del finto avvocato, una banda che è stata arrestata peraltro a Cuneo. Truffa del finto carabiniere, in carcere 2 persone a Torino, farsi operatori dell'ASL, lei ne aveva parlato appunto, farsi dipendenti INPS, falsa assistente sociale, questo purtroppo. Vediamo un attimo la slide che parla di questi vari truffi, vari raggiri. Tanti anche telefonano, chiedono un appuntamento alla persona anziana che si fida, fissa anche un appuntamento, per cui c'è veramente un dolo ben strutturato. Ma come si fa a questo punto? Cosa deve fare la persona? Chi chiama? Con chi verifica?
Allora, ammesso che la telefonata sia stata tale da convincerli del fissare l'appuntamento, ecco, beh, allora diciamo, come l'appuntamento non dovrebbe mai avvenire di lì a 10 minuti, non ce ne sarebbe motivo, e comunque in quel caso rifiutare qualunque tipo di appuntamento a tempi così brevi, e in ogni caso, ripeto, informare qualcuno di famiglia, un vicino di cui ci si fida, in modo tale che almeno sia presente una seconda persona. E mi permetto di dire che se la seconda non sia magari il coniuge, se i coniugi sono entrambi in buona salute, ma magari un po' avanti nell'età, perché poi la capacità, una volta introdotti in casa con qualunque pretesto, di mobilità e di capacità di distrarsi, di distrarre le persone, fa sì che comunque delle persone che si introducono, perché di solito lavorano almeno in due proprio per avere una capacità di mobilità maggiore, e poi incredibilmente ma riescano a controllare l'appartamento e ad andare là dove ritengono di poter trovare cose da sottrarre. E quindi appuntamento no, se possibile, ma non se possibile, teoricamente è possibile rifiutare qualunque tipo di appuntamento. Capisco anche che non sempre si deva vivere con le antenne tirate su al Però è 100%. è bene averle, perché quando si molla... Quindi avere qualcuno in casa che comunque ti aiuta, ti dà un conforto, e molto probabilmente quando dovessero entrare o approcciarsi, se la sbrigano in fretta loro stessi, con qualche scusa se ne vanno. In ogni caso, che vale per truffe come per qualunque altro tipo di reato portato a compimento eventualmente da qualcuno che entra in casa, mai aprire la porta per il semplice fatto che suonano al campanello, quindi la catenella piuttosto che le videocamere. Ora ci sono molti impianti di videosorveglianza estremamente economici, o comunque molto contenuti, anche di facile installazione, possono aiutare anche come deterrente, perché le persone che provano a suonare il campanello, che dopo aver telefonato si presentano all'abitazione, magari quando vedono la presenza della telecamera piuttosto che del cartello che informa della presenza di un impianto di videoregistrazione, possono valutare di evitare di entrare in contatto con quella persona. Quindi anche lì una videosorveglianza non garantisce al 100% la tranquillità e il fatto che non vengano a disturbarmi per arrecarmi un danno, ma sicuramente è un mezzo che può tornare utile. Chiaro. Un'altra cosa, Sempre, andando avanti, truffe telefoniche, si chiama phishing, anche questa è un'altra cosa, possono arrivare, richiedere dati personali, vediamo anche la slide di supporto, però la truffa a volte può essere un misto, no? Cioè arriva anche dopo un messaggio, quindi uno magari è più tranquillo perché gli arriva un messaggio e poi la telefonata o un altro messaggio che serve. Certo, perché le variabili e le combinazioni sono in continua evoluzione e ne escogitano ogni giorno una, ovviamente, e di conseguenza sì, ci può essere la telefonata a cui fa seguito ad esempio un messaggio, oppure il messaggio che preannuncia la telefonata, dopodiché possono comparire le persone fisiche in quanto mandate o preannunciate dalla telefonata che appunto preannunciava l'arrivo di funzionario INPS, funzionario bancario, ASL e quant'altro, e quindi questo effettivamente costruisce da struttura al racconto, diventa più credibile per certi versi, e quindi prima mi hanno telefonato, poi mi danno un appuntamento, dopodiché arriva la persona. A quel punto le difese si abbassano, la persona entra e ovviamente tutto è tranne che quel tipo di incaricato. In quel caso, siccome chiaramente la persona non lo intuisce immediatamente, se si dovesse compiere il gesto di, non lo voglio nemmeno dire errore, ma semplicemente si è aperta la porta a qualcuno, a quel punto lo si fa accomodare là dove si ritiene, la prima stanza, il soggiorno, piuttosto che la cucina, e da quella stanza, diciamo, non lo si fa più muovere, non lo si tiene bloccato. E noi non ci dobbiamo allontanare. Chiaro. Poi è chiaro che dirlo è facile e farlo diventa un po' più complicato, però questa è l'indicazione che possiamo dare. Allora, il tempo vola, abbiamo ancora un paio di cose da parlare, ma siamo veramente addirittura di arrivo. Vediamo la slide successiva: phishing, telefonata e incontro, truffe del caro bolletta, incontro per sottoscrivere un nuovo contratto. Attenzione perché, vediamo la slide. Attenzione perché anche in questo caso si presentano con un operatore, diciamo, che
come è scritto lì, cavalcando il carro bollette piuttosto che il carro appunto gas o energia elettrica, ci propone contratti estremamente vantaggiosi, e il rischio è quello appunto di questa tipologia di truffa esisteva già e continuerà a esistere, e si abbina, va anche detto, ad alcune pratiche effettivamente messe in atto non tanto dalle società quanto da delle società che vanno a procacciare nuovi clienti per essere maggiori. Ecco, e È quindi capitato a molti di noi, anche a me, di ricevere tranquillamente persone, ragazzi che provano giustamente a trovarsi un lavoro, e poi le modalità però non sono nemmeno quelle, pur arrivando eventualmente alla firma di un contratto effettivo, sono comunque forzature, perché poi anche gli oneri che ci vengono riconosciuti per l'intermediazione sono sicuramente alti. notevoli. Allora, come riconoscere l'email fraudolente? Vediamo l'altra slide, e poi come difendersi dalle truffe rapidissimamente. Leggiamo, l'indirizzo da cui proviene la mail non è quello ufficiale dell'ente. L'oggetto dell'email è generico, scritto in inglese, oppure anche questo bisogna stare attenti. Non sono presenti il nome e cognome del destinatario. Altra cosa, ci sono degli errori di ortografia e grammatica, c'è il link a un sito simile a quello ufficiale dell'ente. Questa è la cosa che purtroppo può indurre in errore, giusto? Assolutamente sì. Per dire, le truffe commerciali, siti che propongono abbigliamento, scarpe piuttosto che ricambi e quant'altro, spesso si verificano, diciamo spesso, talvolta si verificano situazioni in cui sembra di visitare, o per chi ci è arrivato la pubblicità e quindi andiamo su quel link, di andare sul link di una ditta seria e autorevole, e in realtà andiamo in quella che viene chiamata un sito aspirapolvere, cioè assomiglia in tutto e per tutto a quello ufficiale, ma non è quello ufficiale. Però ci sono dei piccoli accorgimenti, tipo intanto non acquistare immediatamente, fare delle verifiche, delle comparazioni, non pensare di comprare in un sito per 20 euro quello che viene venduto a 200, e questo purtroppo in realtà è la costante. Pensavo di fare un affare, e nei siti di tutte le ditte deve sempre comparire un numero di telefono, il numero di partita IVA, e comunque deve essere una ditta o italiana, quindi che termina il sito con IT, o con com commerciale. Altre, per carità, ce ne sono altre, ma in questo caso io direi di restare un po' concentrati su questo. L'altra slide, vediamo un attimo cosa ci dà anche consigli su cosa fare. Come difendersi dalle truffe, rapidissimi, non aprire, come diceva lei, cancellare immediatamente l'email, cancellarla proprio, neanche non aprirla, non rimanere al telefono con operatori che richiedono di effettuare operazioni varie, non inserire dati personali, non fornire mai i propri dati personali, codici di accesso, non commettere questi errori banali, contattare direttamente la banca, come diceva lei, anche l'ente o la società da cui si è ricevuto questo messaggio, quindi fare verifiche, e non ne fare entrare mai gli sconosciuti in casa, determinante. Invece purtroppo tante volte l'ingenuità, la buona fede può portare in tentazione. Slide successiva di chiusura, me lo dica lei, cosa fare in caso di truffa online? Niente, come è stato detto, eventualmente immediatamente contattare il gestore della carta di credito piuttosto che la banca, se parliamo di bancomat, lo stesso esempio di Postamat e quant'altro, dirlo immediatamente quindi all'ente, diciamo, che ha generato la carta o comunque lo strumento di acquisto, e immediatamente portarsi a fare denuncia, ripeto, alla polizia postale, là dove l'ufficio è presente nel capoluogo di provincia, alla questura, commissariato, stazione carabinieri. Fare la denuncia è l'unica azione positiva dopo aver subito il danno, che può dare una speranza a noi stessi, quindi di recuperare il maltolto e comunque di arrivare all'identificazione e quindi poi all'eventuale rinvio a giudizio. E di segnalare il problema, insomma. E comunque per consentirci di acquisire, di non perdere il dato che è avvenuto, e quindi poi andare a mettere in atto le attività di prevenzione con i pattugliamenti che possono essere fatti magari più mirati rispetto a una tipologia, anche le fasce orarie in cui avvengono determinati reati, è importante conoscerli per aumentare la qualità del servizio sicurezza che comunque le forze di polizia sono tenute ad offrire ai massimi livelli possibili ai cittadini, fermo restando la collaborazione da parte dei cittadini. Fabio Malaspina, segretario generale del sindacato di polizia della CGIL, grazie di essere stato qui con noi e di averci dato tantissimi suggerimenti e spiegazioni molto utili. Speriamo di poterla riavere anche fisicamente in studio, magari per fare ulteriori approfondimenti. La ringraziamo, grazie a voi telespettatori di averci seguito, però la trasmissione continua dopo la pubblicità, vi aspetto. Grazie.